Diciamo che sta proseguendo quel progetto di rinnovamento e di rilancio di quello che è l'artigianato artistico samughese. Infatti questa è una mostra, non è una fiera, è un'esposizione di quelli che sono i più bei pezzi d'arte che i nostri artigiani sono capaci di fare, non solo quelli di Samugheo, dell'arte tessile, ma anche ceramisti, fabbri, vetrai, falegnami, che con le loro mani riescono a realizzare delle vere e proprie opere d'arte. Vale la pena visitarla, anche perché siamo arrivati alla 47esima edizione e anche quest'anno ci sono numerosissime novità, non c'è la solita mostra dei soliti tappeti e basta. Il libro Bragas e Quintas, che è uno studio su quelli che sono su tutto il vestiario di Samugheo dall'800 al 900, e un'analisi storica e sociale abbastanza importante di quello che era il nostro paese, di quelli che erano i nostri costumi.